a tutti coloro che hanno contribuito al risorgere di questo asilo. Comunque abbiamo fatto il 125 di recente e perciò la presenza a Onna è importantissima, perché è il primo asilo rurale sorto in Abruzzo da parte della nostra congregazione in pieno inverno, quindi le difficoltà c'erano allora. 3 febbraio 1883 le prime suore arrivavano qui e hanno formato con Onna una autentica famiglia, che le suore sono chiamate le nostre suore. Quando ci incontrano in Abruzzo non ci dicono siete le suore dell'Aquila o siete le suore di Pescara, ci dicono voi siete le suore di Onna. Quindi recentemente era una grande riunione a Roma e alla Lusmi, e quando mi hanno visto dice ma lei è una delle suore di Onna? Dico sì, io sono la suore di Onna, perciò quindi, tutto questo quindi è un grazie per tutti, per chi ha contribuito per la struttura, per chi ha contribuito per le cose che sono state offerte, per chi sta contribuendo ancora con la mensa, aiutando quindi le famiglie. Mi auguro veramente che questa solidarietà possa rinsaldarsi qui, possa rinsaldarsi altrove, perché questa è l'Italia che vogliamo, è l'Italia che conosciamo, quindi andiamo avanti perché il bene fa poco rumore, ma esiste.